Poi tutto è andato liscio, tutto è andato estremamente liscio fino a quel momento, in un modo che è quasi commovente per Irene. Pietro aggiunge: «Ma certo, sei l'amica di Otti». Lo dice fermandosi sulla soglia, in un momento in cui avrebbe potuto solo dirle ciao, o ci sentiamo, o ti scrivo, e invece no, deve per forza chiudere quell'incontro con l'agnizione, il disvelamento, quel nome pronunciato ad alta voce. «Ottavia Olivieri, seconda è, tu sei la sua amica, no?» E cosa può fare lei se non annuire? Quindi annuisce, anche se forse quel titolo, quell'etichetta, anche se forse ora c'è qualcosa di non del tutto preciso in quella definizione. «Pazzesco, ecco dove ti avevo visto. 6.000 anni fa, tipo. E come sta Otti?» incalza lui, che ovviamente non ne ha colpa, ovviamente non può sapere. «Lei sta bene, non ci sentiamo da un po'», aggiunge, smorzando, smussando, togliendo gli spigoli alla realtà, ricoprendoli di feltro o di spugna per non farsi uscire i lividi sbattendoci contro. Poi, per non chiudere con quella nota amara, aggiunge un'informazione, una cosa qualsiasi. «Vive in Olanda anche lei», dice. «Ah, Land of Endless Opportunities», fa lui. E Irene lo trova dolce, il riferimento agli Stati Uniti, il modo in cui alleggerisce il discorso, anche solo il fatto che lui le stia parlando. «Bene, è stato un piacere incontrare la versione adulta di te, Irene Banti, e se hai bisogno di altre ricette, scrivimi, sto qui fino a dopo Capodanno. Lo farò». Uscendo dalla camera da letto con un gesto automatico dettato dall'abitudine, Pietro spegne la luce e Irene precipita nel buio. Ma non le dispiace. Tastando le pellicce sintetiche, le giacche tecniche, i piumini d'oca, si mette in cerca del suo cappotto, lasciando che ad aiutarla ci sia solo il riverbero della luce che proviene dalle altre stanze, dal corridoio, dalla cucina, in cui le persone parlano a voce alta, cantano, si salutano, stanno insieme. E lei lì, nascosta, protetta, come avvolta in un segreto, all'inizio di una promessa. Quello che avete ascoltato è un brano tratto da Giorni Futuri, lo ha letto la sua autrice Gabriella Dal Lago. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Irene ha poco più di 30 anni, è cresciuta a Torino e a Torino la incontriamo all'inizio di questa storia. Per la precisione, la incontriamo a casa di 2 ex compagni di scuola, c'è una festa e non sa nemmeno lei perché c'è andata. Tra le facce più o meno conosciute spunta, come abbiamo sentito, anche quella di Pietro Garzanti, ex rappresentante d'istituto, di cui Irene è stata un po' innamorata, e invece lui quasi non si ricorda di lei se non alla fine. Potrebbe essere l'inizio di una storia d'amore, e un po' forse anche lo è, se non fosse che la vera storia d'amore, amore in un senso lato e altro, è un'altra. La storia dell'amicizia tra Irene e Ottavia, che a quella festa non c'è. Un'amicizia che è stata simbiotica negli anni del liceo e che poi è finita quasi all'improvviso e Irene non sa neanche tanto bene perché. Il romanzo va avanti e indietro nel tempo e racconta una soglia, il momento della vita in cui si diventa davvero adulti, che per qualcuno coincide con il fare una famiglia, per qualcuno con la perdita dei genitori, per qualcuno con il partire, in questo libro partono tutti, vivono altrove, per qualcuno con il tornare. Racconta che la nostra giovinezza contiene delle promesse, che a volte è giusto tradire per non rimanere prigionieri. Gabriella, come dicevo, a me sembra che questo libro si muova su 2 assi, il crescere e l'amicizia, mia interpretazione. Ti faccio una domanda che mette insieme tutte e 2 le cose. Che cosa succede alle amicizie quando cresciamo e perché avevi voglia di parlare dell'amicizia? All'amicizia quando cresciamo succede che deve crescere insieme a noi e c'è bisogno che diventi qualche cosa che prima non era stata. In particolare le amicizie fondative, come l'amicizia che è quella di Irene e Ottavia, che sono delle amicizie che si sviluppano anche in delle contingenze specifiche, in una quotidianità che è una quotidianità molto dettata dal mondo intorno. Irene e Ottavia si conoscono a scuola e quindi si conoscono in classe e quindi hanno una routine della loro amicizia che è data dal fatto che si troveranno tutte le mattine a scuola, passeranno la loro giornata insieme e avranno delle cose da fare che più o meno saranno le stesse cose da fare. E in realtà la loro amicizia entra in crisi per la prima volta quando questa routine si rompe e questa crisi diventa radicale quando la routine non solo si rompe ma le lascia in qualche modo libere, quindi le lascia un po' libere di capire chi sono e che cosa vogliono davvero essere nella vita.
E questo è molto difficile per una persona come Irene, che è una persona che tende a rimanere attaccata alla propria immagine del passato e a quello che si era detta che sarebbe diventata da grande. Irene è una persona che pianifica molto, che ha un'idea della crescita come una sorta di aderenza a un piano prestabilito che si è data da sola. Mentre Ottavia, che è un personaggio che si vedrà un po', che comparirà nel libro piano piano, che si delineerà in un modo meno netto di Irene, anche semplicemente per una questione di scansione temporale della storia, arriverà un pochino dopo. Ottavia è una persona che si permette di essere più cose anche contraddittorie tra di loro. Volevo raccontare questo momento in cui crescere significa anche dover abbandonare delle versioni di sé dietro, e quanto questa cosa sia difficile per alcune persone che invece vedono nella coerenza con il proprio personaggio il grande valore su cui fondano la loro vita da adulte. Irene e Ottavia, lo dicevi, sono due ragazzine, ma si trovano perfettamente, ma sono molto diverse. I contesti da cui provengono sono diversi. Irene ha una famiglia molto borghese, colta. Ottavia ha una situazione familiare un po' incasinata, una mamma che non c'è, non si occupa troppo di lei. Ma sono tutte e due brillanti, tanto che pianificano una sorta di futuro quasi comune, o comunque succede questa cosa che mi ha colpita, che Irene fa una sorta di investimento emotivo su Ottavia, un investimento quasi genitoriale sul suo futuro, cioè ha delle aspettative su di lei, aspettative che però Ottavia via via disattende, cioè è come se rispetto quel salto, quello scarto che Irene si aspetta, Ottavia non lo fa e torna un po' nella forma che era un po' nel suo destino di ragazza, con una vita meno semplice di quella di Irene. Non ci pensiamo mai, ma anche nell'amicizia esistono queste aspettative che abbiamo sugli altri, sui nostri amici. Sì, in questo caso specifico questa amicizia è proprio un gioco di rispecchiamento continuo, e non solo, c'è anche un altro elemento all'interno dell'amicizia, soprattutto del modo in cui Irene vede la sua amicizia con Ottavia, che è la competizione. A Irene serve essere in competizione con qualcuno, ma serve per spronarsi. È un meccanismo che lei conosce da quando è molto bambina, quando è molto piccola, perché lei ha una madre con cui è in competizione, in fin dei conti. E quindi quando incontra una persona che è anagraficamente sua pari, questo meccanismo, questo modo di amare le persone, cioè di sfidarle in continuazione, di metterle in gara con se stessa, diventa un po' il modo in cui lei è stata educata ad amare le altre persone, e quindi diventa il modo che decide di replicare con la persona che nella sua vita sente più vicina a quella che potrebbe essere una sorella. Irene è una figlia unica, Ottavia è figlia unica, e quindi la cosa che Irene vede è una specie di sorellanza non intesa nel termine politico del termine, ma proprio nel termine biologico, familiare. Cioè lei vede in Ottavia una sorella, e questa cosa la vede anche perché Ottavia in qualche modo vede in Teresa, la madre di Irene, una madre, quindi si crea uno strano triangolo in realtà, oltre che un'amicizia a due, proprio un triangolo un po' complicato di relazioni. E la cosa che succede a Irene è che quando ha investito tutte queste aspettative su Ottavia per investirle su se stessa, si trova in qualche modo prigioniera di questa gara in cui si è messa e di questa competizione che sta correndo, e lei considera un grande tradimento il fatto di girarsi indietro e vedere che la sua amica ha smesso di correre quella gara, anche perché di fondo il punto a cui Irene arriva alla fine della corsa non è un punto che le piace particolarmente, e quindi trovarsi su una pista dopo aver corso stanca, sfibrata, e dire orrendo questo posto in cui sono arrivata, girarsi per cercare la persona con cui ci si è messa in competizione e non trovare nessuno, per lei è molto deludente, molto frustrante, ma è anche e soprattutto molto spaesante. Irene è un personaggio interessante perché in qualche modo lei, l'abbiamo già detto, è cristallizzata nel tempo. Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, ma accanto a loro sembra una bambina, sembra proprio la famiglia con papà, mamma e la bambina. Odia il cambiamento, che sia l'idea di chiudere una storia d'amore che da tanto tempo non funziona più, come quella che lei ha con il suo compagno con cui ha vissuto a New York, o che sia anche quella
che il triangolo perfetto della sua famiglia può essere intaccato dalla malattia di sua madre. Che cosa la tiene ferma? Beh, Irene ha fatto una scelta radicale, ma che in realtà fanno molte persone, soprattutto persone che vengono dalla sua classe sociale e dal suo strato culturale da cui lei viene. Irene è andata via molto giovane. Lei ha 18-19 anni, ha finito il liceo nella città in cui è cresciuta, che è Torino, e se n'è andata. E se n'è andata senza un piano altro che non fosse quello di andarsene, nel senso, lei ha vissuto i suoi anni del liceo sapendo che a 19 anni, 18-19 anni sarebbe andata via, che in realtà è una condizione in cui in Italia si trovano molte persone, soprattutto persone che vengono non da centri urbani grandi con grandi università, quindi è una situazione di spostamento che è molto comune. Nel suo caso è uno spostamento che avviene verso un paese estero, quindi in qualche modo lei vede questa azione come ancora più radicale, perché proprio si trapianta in un'altra lingua. Peraltro lei va a studiare in Olanda, in un posto di cui non impara neanche veramente la lingua, perché va a studiare in inglese in un posto in cui le altre persone che parlano inglese sono persone trapiantate come lei, ma si vede anche nel corso poi del romanzo che lei non si sente mai a casa in quel posto. E poi dopo l'Olanda va a studiare negli Stati Uniti e vive per un periodo molto lungo negli Stati Uniti, perché va a fare un dottorato lì, e quindi è rimasta, quando torna a Torino, quel posto e quella geografia emotiva è bloccata nel tempo in cui lei era assiduamente lì. Anche la sua famiglia è bloccata in quel tempo, tanto che appunto lei torna per varie ragioni, tra cui la malattia di sua madre. È una cosa che la fa molto soffrire, rendersi conto che i suoi genitori sono una coppia senza di lei, che è una consapevolezza che sovviene a molte persone che diventano adulte, però lei ha vissuto questa cosa a strappi, cioè è tornata magari una settimana, poi non c'è stata per mesi, poi è tornata altre 2 settimane, e quindi non ha avuto tempo di vedere l'evoluzione di una coppia di genitori che smette un po' di essere genitori nel modo in cui si è genitori di persone adolescenti e inizia a diventare genitori di persone adulte. Quindi quando lei torna, l'unica cosa che sa fare è rimettere in scena delle dinamiche che conosce, a cui è abituata, che però sono delle dinamiche ferme a una decina d'anni prima e che quindi sono molto vecchie e molto strane per tutte le persone intorno a lei, non solo i suoi genitori ma anche gli amici e le persone con cui lei ha a che fare. Lei ha questo vezzo, che è un po' il vezzo che hanno tante persone che sono andate via da giovani, di rimarcare in continuazione le posizioni sociali e i ruoli che le persone avevano al liceo. Cioè lei incontra delle persone e si rivolge a quelle persone pensando loro come il rappresentante d'istituto, quella di seconda F che faceva il giornalino scolastico, che è una cosa che per altri personaggi, come per esempio Camilla, che è una sua amica che è restata a vivere a Torino, è molto strana, nel senso che Camilla ha avuto il modo di diventare tante altre cose, oltre che la ragazza di seconda E o di prima D. È diventata una serie di altre persone all'interno della città e ha scavato dei ruoli per sé anche molto diversi da quelli che erano i suoi ruoli adolescenziali, e lei invece continua un po' a rimettere sempre in piedi questa farsa, che non è una farsa, è la cosa che succede alle città che hanno subito delle grandi ondate di migrazioni verso fuori e verso dentro, che a un certo punto a Natale, che è il momento in cui inizia questo libro, la città cambia e le persone che sono andate via tornano e quelle che ci vivono vanno a casa o vanno dalle proprie famiglie lontane, e quindi è come se improvvisamente tutta la città diventasse una versione di quel posto di 15-20 anni prima, e per 10 giorni si gioca al passato. E Irene si trova a giocare al passato per 10 giorni, però il suo grande problema all'inizio di questo libro è che lei un po' sta pensando di ritornare a vivere stabilmente in quella città, e quindi si chiede, dopo questi 10 giorni cosa si fa? Cioè, quando finisce il gioco del passato, come si ridiventa una persona adulta in un posto che ho frequentato per l'ultima volta quando avevo 18-19 anni? Citavi Camilla. Camilla è un bel personaggio, è forse, diciamo, la persona che ha trovato la misura giusta, perché non si è dovuta allontanare per trovare chi è stata lì e l'ha trovato comunque. Come ha fatto lei? Perché ci è riuscita? Beh, Camilla è un personaggio a cui voglio molto bene, ma che è anche molto misterioso nel libro, nel senso che di lei non si hanno tanti sommari di quello che è successo da quando aveva 17-18 anni a quello che è successo a quando adesso ne ha 30-31.
Questo un po' perché è la cosa che succede alle persone che rimangono nelle città, cioè non avere dei grandi cambi di trama nel proprio romanzo della vita ti porta a dover spiegare molte meno cose, le persone ti chiedono molto meno conto di cosa è successo dopo quella cosa grande che hai fatto, quell'altra piccola cosa che hai fatto o quella cosa particolarmente avventata in cui ti sei trovata. La verità è che neanche Irene interroga particolarmente Camilla, cioè all'inizio del libro si capisce che Irene non ha ben chiaro tante cose di Camilla, non sa veramente che lavoro faccia, non ha ben capito che lavoro faccia, non sa che persone frequenta, non ha neanche idea chi le piaccia, cioè lei all'inizio sa che Camilla all'inizio ha una frequentazione con qualcuno, lei non sa se questo qualcuno sia una donna o un uomo, non sa nulla di Camilla, però si sente anche un po' di aver perso il momento giusto in cui bisogna chiedere queste cose. Quindi le persone che leggono, che assumono un po' il punto di vista di Irene, si trovano anche loro un po' in quell'incertezza, quindi è molto difficile capire che cosa è successo a Camilla, perché in quegli anni in cui ci si dice tanto e ci si racconta tanto, Irene, che è il punto di vista su cui le persone che leggono sono appoggiate all'inizio del libro, non ha chiesto e non ha saputo. E quindi si trova un po' così fuori tempo massimo e Camilla leggia lì, è stata, è rimasta, è anche molto sibillina nelle sue risposte. Quando Irene cerca di capire perché tu sei rimasta, Camilla le ripete sempre perché qui gli affitti sono convenienti, che è un modo anche di non dare conto di alcune scelte, perché magari non sono state necessariamente delle scelte, sono state delle cose che sono successe in cui Camilla sembra trovarsi bene. Non mi sembra un personaggio che è particolarmente angosciato dall'idea di non aver preso le scelte giuste o di aver perso qualcosa, ecco, mentre molti altri personaggi di questo libro vivono nel terrore di aver perso una svolta di trama particolarmente interessante nella loro vita. Ottavia nel frattempo anche lei è andata vive all'estero e è diventata una sorta di content creator di benessere, possiamo dire in senso lato. Lei e Irene non hanno più rapporti, l'abbiamo detto, ma Irene guarda il suo profilo e comunque questo è un modo per cui la tiene un po' nella sua vita. Ormai i nostri rapporti c'è un binario reale, c'è un binario virtuale, anche con le persone che conosciamo. Quanto impatto ha la vita virtuale delle persone che conosciamo nei nostri rapporti, secondo te? È un impatto enorme, anche perché ci riempie di informazioni che non ci vengono date, nel senso che nessuno, nel caso specifico Ottavia non dice niente, non sta parlando con Irene da un po' di anni, quindi tutto quello che Irene sa di Ottavia viene desunto da quello che Ottavia decide di far vedere sui suoi social, che nel suo caso specifico è ancora più indirizzato di quello che potrebbe essere quello che fa vedere sui social una persona che li usa per la sua vita privata, personale, come una sorta di archivio delle proprie vacanze. Detto che anche quando usiamo i social come archivio delle nostre vacanze facciamo vedere quello che abbiamo interesse a far vedere alle altre persone, ma nel caso specifico Ottavia usa quella cosa per rilanciare il lavoro che lei fa. Lei fa l'istruttrice di yoga, tiene delle classi di yoga nel posto dove è andata a vivere, che è Rotterdam, e usa la piattaforma per accrescere questo suo business in qualche modo. Tutta questa parte di informazioni che ci ricadono addosso ci porta sempre ad avere questa impressione di sapere delle cose di vita di persone che non frequentiamo più, che rimangono un po' come aleggiano nella nostra vita come degli amici che non hanno mai smesso di essere degli amici, anche se magari non sono delle persone con cui abbiamo nessun tipo di contatto. Mi rendo conto, in questo momento io vivo in una età in cui c'è un'epidemia di matrimoni nella mia cerchia sociale, anagrafica soprattutto, e io ora come ora so di un sacco di persone con cui ho fatto le medie, le elementari, che si sono sposate, ma sono persone con cui io non parlo magari da 20 anni, ma so benissimo dove hanno fatto il loro matrimonio e so che vestiti avevano addosso e so dove sono andati in viaggio di nozze e so quanti invitati c'era al loro matrimonio. Che cos'è quella relazione? È una strana prossimità che mi fa in modo che queste persone aleggino nella mia vita come dei fantasmi, ma in realtà non me le fa mai toccare davvero e non mi fa mai avere un contatto diretto con loro. Quindi nello scrivere un romanzo che parla anche di amicizie finite era impossibile per me non toccare tutta quella presenza, quella alone di presenza che ti rimane attaccato nella vita e non ti permette mai di vedere veramente il tempo che passa e vedere che alcune cose sono finite, sono
veramente le lasciate andare e quello che aleggia appunto sono delle informazioni che non sono rivolte veramente a te, ma sono lanciate lì nell'universo e che tu subisci come spettatrice o spettatore passivo. La madre di Irene ha un tumore grave. L'esperienza della malattia di un genitore e della sua eventuale perdita è sempre più comune, però non è davvero tanto raccontata in questa fascia di età. Voglio dire, si parla di perdere i genitori alla fine della loro vita, ma di perderli prematuramente è una cosa che non la trovo tanto raccontata. Volevo chiederti come mai hai messo questa esperienza, se ti era funzionale alla trama o se c'è un altro motivo. Alla fine mi sembra che le cose che finiscono nei libri sono anche delle incarnazioni di paure o di situazioni a cui si è assistito lateralmente nella propria vita. Io ho 34 anni, quindi in realtà ho una gamma di amici che va dai 30 ai 50 anni e questa esperienza, come dicevi, è un'esperienza che mi sembra sempre più comune e mi colpisce molto che tu abbia detto prematuramente, perché non avevo mai pensato a questa cosa come prematuramente effettivamente, però sì, rimanere senza dei genitori a 30-40 anni vuol dire attraversare un'esperienza che quantomeno ci siamo sempre immaginate come se fosse un qualcosa che fa parte di un momento della vita molto successivo. Nella trama di questo romanzo questa esperienza diventa un acceleratore per Irene, per capire il necessario distacco che lei deve prendere anche dal suo ruolo di figlia. Più che il distacco, il rimodulamento di quello che lei ha sempre pensato essere il suo ruolo di figlia. Irene è una persona che ha sempre pensato che avrebbe avuto molto tempo per occuparsi poi delle altre persone, delle proprie relazioni. È sempre stata molto concentrata sul risultato. Il risultato che poi era il risultato carrierista, il risultato lavorativo, ma in generale è come se lei avesse vissuto in apnea per moltissimi anni dicendo ok, adesso arriverò a un punto in cui sarò definita, sarò solida, avrò compiuto il mio destino e potrò occuparmi delle persone intorno. E questa cosa della malattia di sua madre le fa capire che in realtà affannarsi per questo punto, collocato in un futuro imprecisato, perdendosi le cose che ci sono intorno, è un grandissimo spreco di tempo e di energia. Quindi la malattia di sua madre la porta a dover fare un discorso con se stessa rispetto a come lei vive il tempo e soprattutto anche al dover mettere in discussione la figura di sua madre, che lei ha sempre visto come una figura molto stabile e quasi ieratica nella sua vita. Quindi vedere un genitore che, come in questo caso, è sempre stato un punto di riferimento, diventare qualcos'altro, diventare una persona che ha bisogno di te, ecco, questa mi sembrava un'occasione narrativa, nel senso proprio un'occasione di pensiero che mi andava di approfondire ed in qualche modo esplorare. Quando ho iniziato a scrivere il libro non pensavo che la madre di Irene fosse malata, l'ho capito andando un po' avanti con i capitoli, perché ho pensato che il personaggio di Irene sarebbe stato disposto a fermarsi e a tornare indietro solo se qualcosa di veramente grosso si fosse aperto nella sua vita come una faglia. Quella cosa lì non si poteva più ignorare, ecco. Questa cosa non si può ignorare nella sua vita. Lei ha una madre che dice sta succedendo questa cosa, però questa è anche un'occasione di vivere un lutto insieme, ecco. Questa è una cosa che mi piaceva molto provare a raccontare, come la malattia nel caso di Teresa diventi anche un'occasione, come questa cosa sia molto dolorosa per Irene e anche la faccia molto arrabbiare vedere che i suoi genitori stanno vivendo quella cosa come un'occasione, ma in realtà a tutti gli effetti è un'occasione per la famiglia di Irene di salutarsi e di diventare qualcos'altro mentre la persona che se ne sta andando è ancora in vita, che mi sembra un'occasione straordinaria. Irene e Ottavia sono due giovani donne, appartengono a una generazione che è cresciuta con il Me Too e che dovrebbe essere accorta, attenta verso le trappole del patriarcato. E invece Ottavia cade, è proprio il caso di dirlo, ci cade dentro una relazione dove c'è una grande disparità, che è una disparità anagrafica, prima di tutto, ma questo non sarebbe, diciamo, assolutamente un problema, ma è una disparità di potere, una disparità culturale. Mi sono chiesta, e ti chiedo, se era proprio Ottavia che conteneva in sé un destino di debolezza, chiamiamola così, verso questa cosa. Perché lei sì e Irene no?
Ma io non penso che sia una cosa che dipenda dal suo personaggio. Ho fatto una delle discussioni più interessanti che ho fatto su questo libro, l'ho fatta con mio padre, che l'ha letto prima che uscisse. E un giorno mi ha proprio preso da parte e mi ha detto: ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te Ottavia, quando ha iniziato la sua relazione, si rendeva conto che quella relazione era sbagliata? Ed è una cosa che, c'è una domanda che mi ha fatto molto, è stato molto bello riceverla da una persona che è un uomo molto più grande di me, che mi stava chiedendo quella cosa perché ho scritto questo libro, ma mi stava chiedendo quella cosa anche perché sono una persona socializzata donna nata nel 1992, quindi era una domanda, mi sembra, ampia, non solo sui personaggi, ma anche proprio su come si vivono queste situazioni dall'interno. La mia risposta è stata no. Io non penso che lei se ne accorgesse, ma non penso che non se ne accorgesse perché lei non aveva gli strumenti in quanto Ottavia, ma in realtà perché quella cosa non era ancora un discorso nel momento in cui è successa, e questo secondo me è una cosa che è necessario ricordarci sempre. È il 2026, a me sembra di essere vaccinata contro il patriarcato da anni e contro le relazioni abusanti e contro... Però in realtà io sono cresciuta negli anni 90, all'inizio degli anni... ho avuto le mie prime relazioni romantiche all'inizio degli anni 0, quindi non proprio in un ambiente, come dire, non proprio in un ambiente illuminato. Ci sono tante cose che la nuova ondata dei femminismi post Me Too hanno fatto al discorso pubblico, alcune migliori, alcune peggiori. Una cosa che però hanno fatto è stata allargare una base di consapevolezza e dare delle parole rispetto alle relazioni e anche alle situazioni in cui si vive, darle a tante persone, darle a una sorta di sentire comune, per cui io penso che proprio per anche la congiuntura anagrafica delle persone che sono in questo libro, tante cose sono state imparate dopo, sono arrivate come delle consapevolezze dopo, e non penso che peraltro questo dopo valga per tutte le persone del mondo, o quantomeno per tutte le persone che vivono anche solo in Italia. È un dopo che ovviamente ha delle variabili geografiche, culturali, di classe, di situazioni di vita molto grandi, e anche non vuol dire che ora, avendo degli strumenti, tutte le sappiamo usare perché semplicemente li abbiamo. Però sì, penso che Ottavia non si accorgesse di quella cosa non perché era lei, ma perché anche le persone intorno a lei non erano tanto in grado di accorgersene. Quindi penso che in una situazione in cui gli strumenti non sono condivisi tra tutte, le persone che agiscono delle situazioni di violenza hanno molta più agency, e quindi l'importante non è tanto guardare i nostri destini personali e privati e intimi, ma provare a creare degli strumenti che veramente tutte possiamo avere in mano, al di là del nostro destino personale, delle nostre scelte personali. Il romanzo ha una trama, ovviamente, che è bello leggere senza svelarla qui, ma vorrei chiederti comunque qual è l'elemento chiave che fa chiudere questa storia. È il cambiamento? È il coraggio? Cito solo una cosa, quei capelli arancioni con cui Irene attraversa le ultime pagine di questa storia? Più che il cambiamento, penso che sia la disposizione al cambiamento e accettare che essere diverse dalla persona che avevamo immaginato che saremmo state da adulte non è una sconfitta, ma è essenzialmente crescere. Perfetto. Abbiamo dato voce a Giorni Futuri di Gabriella Dallago e Einaudi. Grazie. Grazie a te. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Simone Pieranni. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Filippo Mainardi. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.